La crisi non deriva da una mancanza di idee o competenze, ma da scelte politiche non all'altezza e da una progressiva marginalizzazione del comparto manifatturiero nelle priorità nazionali. Difendere l'industria per difendere il futuro del Nord. È stato questo il mantra di Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, durante la sua prima assemblea pubblica della Maxi Territoriale di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, che ha riunito oltre 2200 tra imprenditori e ospiti del centro congressi della Fiera di Padova. Carron ha puntato il dito sulla perdita di competitività del sistema produttivo veneto, aggravata dal mancato supporto strutturale del governo, come dimostrato anche dalla chiusura anticipata di Industria 5.0. Visto che il Paese sta crescendo di uno 0, è quanto mai indispensabile sostenere le imprese che devono affrontare questa transizione ambientale e digitale e tecnologica ed è per questo che nasce la richiesta di Confindustria Nazionale verso il governo per un piano straordinario per il Paese di almeno 3 anni. Però non possiamo lavorare di finanziaria in finanziaria, le imprese hanno bisogno di avere un arco di tempo necessario per poter fare investimenti e quindi anche la certezza degli investimenti, per cui da qui nasce un po' anche quel senso di solitudine che cito nella mia relazione degli imprenditori che si sentono magari dimenticati in un momento in cui invece c'è bisogno di sostenerli e di accompagnarli in questo percorso. Dicendo serve un piano industriale del Paese e alla fine stoppiamo prima gli investimenti, quindi credo che a questa cosa bisogna solo porre rimedio. Cosa sarà quando saranno terminati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ecco, questa è la domanda. Da lì la nostra necessità di poter interloquire con la Regione, e mi riferisco ai fondi del settennato europei che verranno avanti, e quindi la possibilità di noi studiamo il nostro territorio, capiamo cosa chiede il territorio, cosa chiedono le imprese, e da lì anche la volontà di creare delle alleanze nei territori e poter concorrere insieme alla Regione per finanziare quei progetti. Fondi che chiediamo che la regia venga mantenuta a livello regionale e non a livello centralizzato, perché purtroppo ci sono regioni che non spendono tutti questi fondi, cosa che qui in Veneto non accade perché vengono spesi fino all'ultimo euro. Tra i progetti concreti, 2 iniziative mirano a rispondere alle esigenze più urgenti delle imprese. Housing sociale, con un dialogo avviato con INPS per l'utilizzo di immobili sfitti da destinare a lavoratori fuori sede, tramite un fondo di investimento per la ristrutturazione e la gestione sostenibile degli alloggi. Ma anche formazione e reclutamento legale di manodopera immigrata. Abbiamo un grande problema che purtroppo dalle statistiche che abbiamo nel 2050 noi avremo 5 milioni in meno di lavoratori, quindi è un problema demografico enorme, perché se vengono a mancare 5 milioni di persone al mondo dell'impresa, capisce anche lei che è un problema che dobbiamo risolvere. Oggi noi stiamo facendo missioni anche nei paesi esteri per essere attrattivi, formando le persone all'estero per venire ovviamente in Italia a lavorare, che per noi comunque è fondamentale. E qui noi quello che stiamo facendo all'interno delle Confindustrie è cercare di mappare le competenze che servono per creare ovviamente all'estero ma anche all'interno del paese comunque gli skill per poter far sì che le nostre imprese continuino ad avere le persone per continuare a fare i prodotti che sta facendo. E la cosa numero 2 è importante mantenere anche i nostri ragazzi in Italia, che per noi è fondamentale. Grazie. Da remoto è intervenuta in videomessaggio anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Continueremo a rimuovere gli ostacoli e trasformare le politiche che vi riguardano da vicino in un sistema unico e armonizzato. Se vogliamo una strategia industriale ambiziosa, capace di stimolare la crescita, l'Europa deve agire ora. Altri non sono rimasti a guardare. Se vogliamo restare un partner credibile e rilevante, dobbiamo adottare un approccio diverso, basato su una visione di lungo periodo. È questo approccio, forgiato attraverso pragmatismo e collaborazione, che può consegnarci un'Europa più forte. Un'Europa coraggiosa nelle decisioni, lungimirante, determinata, capace di coltivare innovazione e l'impresa.